Buonasera a tutti ragazzi. Chiudiamo diciamo in bellezza la serata con i troppi terremoti che si stanno avverando diciamo nel Tirreno meridionale. Quindi partiamo subito dal 25 alle ore 6:30 di magnitudo 4.4 nel Tirreno meridionale. Subito dopo 7 minuti, sempre la stessa parte, un magnitudo 2.5 sempre nel Tirreno meridionale. Alle 7:20 ragazzi, un'altra scossa di terremoto di magnitudo 2.1, poi un'altra alle 7:47 di 2.2. Comunque ragazzi, davvero troppi terremoti si stanno avverando, ciao Alfonso, perlomeno nel Tirreno meridionale. Quindi alle 11:45 del 25 un'altra scossa sempre di 2.2, poi alle 11:54 2.1 sempre Tirreno meridionale. Quindi poi andiamo alle 21:21 sempre del 25, magnitudo 2.2 Tirreno meridionale. Poi andiamo al giorno 26, magnitudo 2.6. Poi alle 5:43 2.1. Diciamo ragazzi che è proprio un casino di terremoti. In effetti c'è stata proprio una valanga di terremoti nel Tirreno meridionale, cioè allora, da quando ha fatto quello di 4.4 che era il 25, poi fino al diciamo ad oggi è stato proprio un casino. Io vi conto quelle superiori al magnitudo 2 e sono 1, sono 2, sono 3, sono 4, sono 5, sono 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 scosse ragazzi di terremoto, e non ho contato quelle là inferiori al 2. Quindi se vado invece ad approfondire, faccio tutte le magnitude ragazzi, mi esce proprio un casino proprio. Quindi non le potrei proprio contare, sarebbero ma tantissime, 1.5, 1.8, 1.3. Allora più o meno ho fatto il calcolo ragazzi, ci saranno state una quarantina di scosse di terremoto sempre nel Tirreno meridionale, calcolando quelle da 1,5 fino a quella di 4.4 che diciamo è avvenuta il giorno 25. Quindi in effetti qualcosa non va, qualcosa diciamo sta muovendo in terreno sotto il terreno meridionale. Quindi cosa lo sta facendo non lo sappiamo. Sappiamo che lì c'è il famoso Marsili. Quindi come ben sapete ragazzi, il Marsili è, ciao avvocatella, è un vulcano sottomarino. Quindi in effetti nel Tirreno meridionale ci sono state 16 scosse di terremoto da 2 in poi, di cui una di 4.4. Poi le altre 30 si può dire sono di magnitudo inferiore a 1,5, 1,8, 1,7, in totale più o meno 45-46 scosse di terremoto se vogliamo contarle tutte. Quindi diciamo in 2 giorni ragazzi, oggi ne abbiamo 26, quindi qua si parla di 25 e di 26, cioè di ieri e di oggi. Quindi ieri e oggi in 2 giorni, in 48 ore, ci sono stati 46 terremoti sottomarini. Sì, qualcuno è stato di magnitudo 1,8, 1,7, 1,5, uno è stato di 4.4 ed è stato sentito benissimamente da tutti, come dopo 7 minuti c'è stato quello da 2.5. Però la domanda è cosa sta succedendo lì sotto, che ci sono stati da ieri a oggi 46 terremoti, comprendendo anche quelli di magnitudo inferiore al 2. Quindi la terra sta tremando lì sotto, qualcosa ci sta. Speriamo che non sia il Mar City, perché lì da quelle parti lì ragazzi ci sta, sì, 46 diciamo scossoni ci sono stati. Quindi diciamo che la metà sono diciamo superiore alla magnitudo 2, la metà inferiore alla magnitudo 2. Quindi però sempre oggi, tra ieri e oggi ci sono state sempre 45-46 scosse.
quindi diciamo che sono tante in effetti, quindi la mia preoccupazione è che lì, siccome c'è il Marsili, non possiamo sapere se qualche cosa può, ma il clima caldo influisce, no, e quello è sottomarino, quindi diciamo che più la paura è qualcosa sottomarina, solo il Marsili è sottomarino lì, lo Stromboli sta più giù, quindi non credo, l'Etna lo stesso, quindi l'unico che può influenzare nel Tirreno meridionale è solo i Marsini, quindi è quello solo che può influenzare queste scosse, diciamo, nel Tirreno meridionale, perché in effetti poi ci sono gli altri vulcani che sono stati scoperti in Sicilia, sottomarini, sì, però è più facile che sia il Marsili che quelli che stanno in Sicilia, perché la vicinanza, il Marsili sta di fronte proprio a dove è avvenuto l'epicentro, quindi sta proprio vicino, quindi speriamo che non sia, diciamo, qualche cosa tipo, che ne so, ma no, il clima non può influenzare un vulcano sottomarino oppure un terremoto, quindi i vulcani non possono, no, non vengono influenzati dal clima, quindi no. I vulcani possono essere influenzati da una forza di gravità esternamente, tipo ti faccio un esempio, tipo come l'avvicinamento di un pianeta grosso, o se la Luna si avvicinasse di più, queste cose qui possono influenzare, oppure se l'asse terrestre si sposta un poco, quindi quello è inclinato, quindi ci può stare questo sbalzo, oppure la rotazione terrestre. Questo potrebbe essere solo il motivo dei vulcani, diciamo, quindi non credo che siano queste cose qui. No, ma guarda, è molto lontano da dove è successo alla Pozzuoli, quindi non credo che siano collegate. Cioè, quelli di Pozzuoli possono essere collegati con l'Etna, con i Campi Flegrei, con quello là sì, possono essere collegati, però nel Tirreno, proprio giù in Calabria, di fronte ci sta il Marsili. Poi devono scendere proprio giù per trovare lo Stromboli, poi arrivano i vulcani sottomarini in Sicilia e poi ci sta l'Etna, quindi l'unico più vicino ragazzi è il Marsili, quindi l'unico che potrebbe aver influenzato questa scossa di terremoto potrebbe essere il Marsili, perché in effetti non è che è stato un vulcano a fare il terremoto, in effetti il terremoto è avvenuto sottoterra, sott'acqua, non è stato un vulcano, però può essere che siccome il magma sotto al Marsili si muove, abbia dato questo scossone più avanti ed è, diciamo, è successo il terremoto. Quindi questa è la spiegazione più logica, diciamo, che potrebbe essere, ma non è detto che sia così comunque. Quindi diciamo che se sotto diciamo, il Marsili c'è una caldera di magma come diciamo i Campi Flegrei e quindi cercano di, diciamo che il magma cerca di uscire, quindi tocca le placche, fa muovere le placche e fa fare il terremoto, quindi questa è una spiegazione più forse ragionabile, diciamo, rispetto alle altre. Oppure è un terremoto, però la cosa strana, dice vabbè è successo un terremoto, non ci sta nulla da dire. Sì, ma qua parliamo di ieri e di oggi di 46 scosse, non parliamo di una. Quindi qualcosa sta influenzando questa cosa, quindi non so io che cosa, perché purtroppo io faccio solo ipotesi, però allora escludiamo la Sicilia, escludiamo Napoli, rimane solo il Marsili, quindi non dicono nulla, avvocati, come sempre, non cambiano nulla. Quindi alla fine gli esperti sono preoccupati, le solite cose, stanno monitorando la zona, queste cose qua ti dicono, ma non ti dicono, io adesso sono andato a vedere sull'INGV, ma non ti dicono nulla di particolare, ho controllato, ho contato le scosse, sì, sì, allora se vai sull'INGV, ma avvocate, puoi andare anche tu, trovi Tirreno meridionale, Tirreno meridionale, Tirreno meridionale, Tirreno meridionale, Tirreno meridionale. C'è proprio una sequenza. Io ho messo solo quella da 2. Quando vado a fare magnitudo, tutte le magnitudo, è un casino proprio qua. Magnitudo 1.4, magnitudo 2, 1.1, 1.8 Tirreno meridionale. C'è 1,5 Tirreno meridionale, 0,8 cioè ti trovi un casino proprio.
Poi come ha detto pure la signora oggi, Amalia 3.4 alle 3.20 di oggi, Tirreno meridionale. Se ti ricordi nell'altra diretta aveva detto Amelia, mi pare che c'era stata una scossa di terremoto. Io ho detto non lo so perché non l'ho visto, in effetti è verissimo ragazzi, perché 26, cioè che oggi 15 e 20, magnitudo 3.4 Tirreno meridionale. L'aveva detta Amelia prima nell'altro video che c'era stata una scossa. Sì, avvocatessa, esatto, nell'area pure loro. Al finale, guarda che l'osservatore vesuviano ha chiesto di andare via. Pensa un poco, come sono tanto fiduciosi che non succede nulla, che l'osservatore vesuviano ha chiesto di andare via da Napoli. Pensa un po' che loro vogliono andare via da lì. Già questa notizia è vecchia comunque. Pensa che loro hanno detto che vogliono andare via da Napoli, che è pericoloso, capisci? Cioè per loro è pericoloso, per la popolazione no. Cioè quelli dell'osservatorio hanno detto che vogliono fare l'osservatorio da un'altra parte, più lontano, capisci? Vabbè no, ma sì, mica sono scie, però capisci? Tu ti immagini se i napoletani, no, guardano che questi dell'osservatorio se ne vanno, ma secondo te questi che devono pensare? La prima cosa, ma pure io penserei, questi se ne vanno, allora qua le cose si mettono male. Perché io se vedo che l'osservatorio che sta di fronte a me di casa, no? Improvvisamente chiude i battenti e se ne va. Dico mamma mia, lui ce l'ha mai allora. Il discorso è questo, dobbiamo scappare allora. Se questi se ne vanno, che facciamo? Stiamo qua. Purtroppo io ho tanti amici di Napoli che quello dicono, quello il casino è quello. Giuseppe, ma io ho comprato la casa qui. Giuseppe, ma io ho pagato 130.000 euro la casa. Quindi diciamo che hanno pure ragione da una parte, però pure io dico sì, tu tieni ragione, però se succede qualche cosa, dove scappi? Il tempo tu non ce l'hai, ragazzi. Io ho tanti amici che stanno vicino a Vesuvio di casa e io dico ragazzi, se questo esplode, voi non avete neanche il tempo di dire mamma mia. Perché la verità non è per fare allarmismo, ragazzi, ma se quello esplode, questi hanno le case che l'hanno fatte abusivamente tanti anni fa. Poi il comune le ha condonate e con una somma loro se le sono comprate. Poi le hanno ricostruite, le hanno ristrutturate, comunque hanno fatto, come diciamo noi, sempre i soliti babà. Quindi hanno fatto prima le case abusive, poi il comune non le ha buttate giù, ma col tempo le ha condonate. Poi loro giustamente una volta che sono state condonate le hanno fatte come si deve. Quindi dicono loro io ho messo i miei risparmi qua, che faccio mo? E hanno ragione da un lato, però pure io gli dico sì. No, nulla, in effetti da ieri a oggi nel Tirreno meridionale ci sono state 46 scosse di terremoto. Quindi diciamo che è un po' preoccupante la situazione, però dicono che sta tutto sotto controllo, però io, come si dice, fidarsi è bene, ma non fidarsi è sempre meglio. Sì, avvocate, sì, il discorso è che loro hanno fatto prima le case abusivamente, poi quando è stato fatto il condono dal comune, cioè che hanno dato l'autorizzazione, allora poi hanno speso i soldi per fare le case più, diciamo, a livello, diciamo, chi si è fatta una villetta, chi si è fatta due villette, parliamo così direttamente, veloci veloci, quindi hanno speso poi i soldi per fare le case, quindi in effetti sono partiti da quattro mura e poi hanno fatto le villette. Quindi adesso andare via è pure un po' tosto, quindi loro abitano, io ho amici che abitano proprio di sotto al vulcano, cioè se tu ti affacci tu lo tieni in testa e dove scappi da là faccio io? Cioè tu non hai tempo, allora io non ho fatto, ho visto il video della simulazione dell'eruzione del Vesuvio in modo normale, cioè non in modo violento. Se il Vesuvio per puro caso esplode in modo normale, senza fare casino, mangia mezza Napoli istantaneamente, quindi tutte, perlomeno per i primi 10 km ragazzi fa rasa al suolo, quindi per 10 km intorno al vulcano ragazzi proprio non ci stanno santi, quindi la gente fa come alla fine di Pompei, si squaglia per la via, come dico io.
l'ho detto, ma io non voglio fare allarmismo, è così ragazzi, quindi perché devo, io sapete, non voglio dire bugie, quindi anche se è brutto dirlo, è così ragazzi. Sì, avvocato, lo so, è una terribile verità, sarà pure brutto, però non posso dire, allora, a volte, guarda, io mi capitano ragazzi di 20-21 anni, dice Giuseppe, io abito sotto al Vesuvio, in caso esplode il Vesuvio in modo violento, che succede? Io abito qui, cosa gli devo dire a questo? Dimmi. Io devo dirgli la verità, purtroppo pure se è brutta, ma io devo dire, non posso dire no, non ti preoccupare, stai tranquillo, non posso dirgli questo a questo. Mentire non è da me mentire, cioè lo so che è brutto dire una cosa così, però a volte io cerco di sdrammatizzare, dico ma perché non ve ne andate? Perché cercate casa da un'altra parte? Dico è pericoloso stare lì, cercate di andare più lontano, vendetela sta casa, vedete un po' e andate più lontano perché state proprio vicino vicino, quindi in caso di eruzione non hai il tempo di poter fuggire, quindi la prendo un po' così. Però quante volte dici sì, sì, Giuseppe, ma se succede, che succede? E gli dico la verità. Non posso dirgli guarda tutto a posto. Poi un giorno succede qualche cosa e dice wow, quello su YouTube aveva detto che non succedeva nulla. No, io perlomeno ho detto la verità, anche se è brutta, avvocato, ma purtroppo non posso dire. Allora, ad esempio, io ti faccio esempi cambi flegrei, no? Io sono consapevole anche io, no? Se per puro caso qua scoppiano i cambi flegrei, avvocati, anche io che sto a Salerno faccio una brutta fine di sicuro, pure io in persona, quindi diciamo che i cambi flegrei prende la Campania se la mangiano proprio, quindi Salerno, Avellino, Agropoli, ma fino in Calabria, quindi poi salendo sopra da Napoli farebbe rasa al suolo. Quindi tutti quanti noi faremo subito una morte, non dico istantanea, Caserta, sì, dappertutto, avvocate. Quindi tutta la Campania considera che questa te la mette a terra. Poi dopo ci saranno le conseguenze anche in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia, di certo non morirete subito, morirete dopo in effetti perché ci sarà un cataclisma. Quindi non è che lì ci sarà subito. Qua semmai forse è meglio, moriamo istantaneamente e va a boccina andiamo subito. Però poi tutta l'Italia ci sarà la conseguenza, diciamo, di questo grandissimo supervulcano. Ricordate che Yellowstone e Campi Flegrei sono uguali, ragazzi. Cambia che uno sta in America e uno sta in Italia, quindi non cambia nulla. Quindi diciamo che è così purtroppo. Quindi non si può cambiare, diciamo, il corso. Quindi se esplode i campi flegrei stiamo fritti tutti quanti della Campania. Eppure secondo me Calabria e Lazio. Quindi queste tre regioni secondo me avranno seri problemi. Quindi la Campania è quella proprio assoluta che va per prima a terra. Poi dopo anche le altre regioni avrebbero le conseguenze di un cataclisma naturale. Quindi al finale, come si dice, se non muore di peste, muore di carestie, quindi non cambierebbe nulla. Però il Vesuvio butterebbe Napoli a terra sicuramente, quindi nel giro di 10 km farebbe una rasa al suolo. Vabbè, sì, in Sardegna sì, sicuramente saremo meglio, sicuro, certamente. Però, giustamente, come parlavo pure con i miei amici di Napoli, loro sono abituati a stare lì e non li muovi da lì. Purtroppo, in effetti, sono così, non gli fai nulla. Dico, beh, se devo morire, e morirò qui in casa mia, che ti devo dire? Di certo non tutti se ne vanno via, qualcuno se n'è andato via, però giustamente pure l'osservatorio vesuviano adesso ha deciso che cambierà posizione e andrà più lontano, quindi già sentendo una cosa così io dico questa è la cosa sta bene, ma come l'osservatorio che se ne va via. E che osservatorio è? L'osservatorio vesuviano che se ne va, che ne so, a Roma, faccio l'esempio, no? Sarebbe proprio pazzesco veramente, però e se io che qualcosa ci sta, quindi come ho detto pure io in questo video,
Tra ieri e oggi ci sono 46 scosse di terremoto nel Tirreno meridionale. Cioè io non credo che sia normale, lascia stare che sono scosse, l'unica è stata quella da 4.4, quella di oggi di 3.4 e poi quella del 2.5. Allora, subito parevole ci a 0,2. Io ho un amico, si chiama Antonio Misu, che è sardo ed è Cagliari. Si chiama, porta Misu di cognome. Che nome sardo, si vede che è sardo, Misu. Quindi, in effetti, sì, ragazzi, io se dovremmo scappare in Sardegna, dovremmo scappare sulle Alpi. Vabbè, poi se andiamo sulle Alpi, tanto vale andare in Germania a qualche parte, quindi. Però ragazzi, se scoppiano i Campi Flegrei oppure Yellowstone, le conseguenze sarebbero drammatiche perché per 4 anni, sia l'uno che l'altro, quindi per 4 anni il Sole non penetrerebbe più l'atmosfera terrestre, quindi si avrebbe un'era glaciale. Quindi calcolate che tutto il raccolto che ci sta in natura si bloccherebbe automaticamente. Quindi già tutta la produzione mondiale del mais e di tutto quello che noi mangiamo senza il sole non sopravviverebbe. Quindi calcolate questo, che i Campi Flegrei oppure Yellowstone se eruttano arrivano milioni di chilometri di cubi lavici in aria che faranno come uno strato di cenere che bloccherà i raggi solari, quindi il sole per 4 anni non lo vedremo più, come la luna non la vedremo più, quindi per 4 anni è come se tutto il mondo fosse avvolto in un mantello scuro. Tanto per fare un esempio così, senza dire la cenere. Quindi per 4 anni le temperature si abbasserebbero drasticamente. Senza la luce non ci sarebbero, diciamo, le piante, il mais e tutto il resto. Quindi saremo. Si può respirare, avvocatella? Sì, si può respirare, però il problema è il cibo. Diciamo, tutto il cibo, ragazzi, non basterebbe per nessuno, in effetti, perché non ci sarebbe mangiare sufficiente per tutti. Quello già ora non ci sta per tutti quanti. Ragazzi, noi siamo 7 miliardi e mezzo sulla Terra. Quindi calcolate che sulla Terra, io ho visto un video, dicevano il fatto che volevano eliminare tante persone, vi ricordate, i complottisti volevano. Noi dobbiamo essere 500.000 persone sulla Terra. Noi siamo 7 miliardi e mezzo, quindi ci stanno 7 miliardi di persone in più. Allora, sulla Terra, vivere bene, vivere in modo normale, senza inquinamento e senza nulla, sul mondo intero la popolazione non dovrebbe superare i 500 milioni. Qua invece ci sono 7 milioni e mezzo. Noi dovremmo essere solo mezzo, i 7 li dobbiamo togliere. Quindi calcolate che non c'è mangiare per nessuno. Quindi più avanti si va e peggio è, perché qua aumentiamo e non diminuiamo, anche perché la vita, diciamo, si è anche allungata in effetti con le nuove tecnologie. Quindi non è che si muore tanto, capita per l'amor di Dio che uno muore giovane, però di solito l'aspettativa di vita è aumentata. Sì, la fotosintesi non ci sarà più, quindi niente piante, quindi non si ricaverà nulla da mangiare. E vabbè, non facciamo più figli, ma già siamo 7 miliardi e mezzo, non cambierebbe nulla non fare figli adesso, quindi si doveva fare un limite forse all'inizio proprio. Sta gente che fa 8-9 figli, io non dico di fare 9 figli, però uno, due basta, non è che devi fare una squadra di calcio, perché se tutti quanti vogliamo fare una squadra di calcio, è buonanotte. Come in Cina e in Giappone. In Giappone stanno proprio a chilometri lì. Non so, la sovrappopolazione lì è una cosa esagerata. A volte noi diciamo che i cinesi sono tanti, è vero. Vabbè, tre già, diciamo tre è un po' eccessivo, due già fossero state, diciamo, normali, però tre, diciamo, è un po' sopra la media. Però se tutte le persone dal mondo vorrebbero fare 6-7 figli, sarebbe un casino, ragazzi, ma non perché
io capisco, tu dici, meno male che ci sono, mi fanno compagnia, tutto quello che volete voi ragazzi, ci sta. Però il problema è che non c'è tanto mangiare per tutti, quindi se si va avanti così, si arriverà un giorno che si collasserà, che non ci sarà la guerra per il mangiare, quindi ci sarà la guerra davvero per l'acqua, per tante cose. Quindi al finale, come ti devo dire, per ora vabbè, andiamo avanti e vabbè, ma io ti parlo non della mia generazione, non di quella, ma dell'altra. Diciamo che i figli dei figli vostri forse non ci saranno più, tanto per dire. Quindi non guardate i figli vostri, guardate i figli dei figli vostri, ma Avvocatella c'è i figli piccolini, no? Quindi immaginate i figli, i nipoti di Avvocatella, i figli. Quindi sarebbero non i nipoti ma i pronipoti. Quindi i pronipoti di Avvocatella avrebbero tipo una, diciamo, una vita difficile. Ne hanno uno. Quattro donne che allora a volte ne hanno uno. Beh, è già una cosa normale, ma se tutte, ti faccio sempre, tutte e quattro le tue figlie, Jasmine, avevano tre figli, tu in effetti avevi 12 nipoti, invece ne hai 4, quindi 4, 8, 12, quindi è un terzo. Quindi diciamo che sarebbe un casino. Quindi diciamo che più avanti si andrà e peggio sarà, quindi se capiterà questa cosa dei campi flegrei e del Yellowstone col tempo, questo sarà già adesso è un problema. Se capita questa cosa così, i problemi saranno veramente reali proprio. Secondo me neanche la prossima generazione andrà lontano, quindi ah, solo tre hanno figli, una no, fatto buono. Quindi diciamo al finale che è un casino un po', quindi se scoppiano i vulcani, i più pericolosi sono i Campi Flegrei e Yellowstone. Noi diciamo l'Etna, diciamo il Vesuvio, diciamo il Pinatubo, sì, però i più pericolosi ragazzi sono Campi Flegrei e Yellowstone. Questi due fanno paura, sono proprio cose soprannaturali proprio come dico io, quindi se questi qua eruttano è la fine, nel vero senso della parola. Quindi diciamo facciamo le preghiere come dico io che non accada mai perché se no vabbè io sto in terza fila dai. Ciao Giuliana, buonasera. Allora, viene prima Caserta, quindi prima Grazia, poi viene Elena e poi vengo io, meno male. Io sto terzo, ragazzi. Ah, poi sta Francesco a Napoli, no, non sto quarto, ragazzi, no. Mi ero dimenticato di Francesco, no, sono quarti. Quindi sto in quarta fila io. Diciamo che pole position si sta Francesco. Quindi poi viene, dopo Francesco viene Grazia, poi viene Elena e poi vengo io, ragazzi. Quindi stiamo proprio messi male, quindi Campania è un guaio. E dove scappi? Da nessuna parte, questo è il problema. Il Vesuvio, no, il Vesuvio posso scappare, Jasmine, ma i Campi Flegrei dove vado, capì? Allora, se succede il Vesuvio, cioè posso buttarmi, che ne so, a scendere in Calabria, quindi a scendere giù e vabbè, mi posso salvare tranquillamente. Ma i Campi Flegrei, dove mi imbarco, dove scappo? Eh sì, avvocate, mica possiamo piangere, tanto se succede, succede, che ci vuoi fare? Certo non mi posso mettere a piangere, quindi ciao, come dirlo. Mi viene da ridere perché al finale è vero, in effetti noi pensiamo a tante cose, però al finale è verità, quindi non lo dico io, lo dicono gli scienziati, quindi a volte la vita è ridicola, quindi poi però ragazzi è da premettere che può capitare per 800, 1000 anni quello non esplode e poi esplode. Quindi non è detto che accada, quindi può darsi pure che succeda fra un milione di anni.
come può succedere domani, quindi non è una cosa che deve succedere per forza. Quindi diciamo che abbiamo fede che non succeda mai, come i napoletani dicono che speriamo che San Gennaro mantiene il Vesuvio, come dicono loro, no? Quindi diciamo che uno solo questo può fare. Sì, sì, ma io l'ho detto, guarda, io l'ho detto all'avvocato, ho detto no, ma che dici? Beh, ho detto guarda, se partono i cambi Flegrei, ci proprio, non è che diciamo abbiamo il tempo di dire che sta succedendo, no, no, no. Direttamente dici, come quando ti cade un asteroide vicino, ti, come si dice, disintegra, più o meno così, una cosa così. Quindi meno male faccio una morte più o meno indolore. Quindi in effetti è come se ti arrivasse un vento caldo addosso e non ci sei più. Bravo. Io speriamo che me la cavo. No, io ho visto un video, una simulazione in effetti che arriva un'onda d'urto di un Vesuvio, si alza una polvere, diciamo una polvere proprio bollentissima, non so quanti gradi, tutto quello che incontra sulla sua strada, ragazzi, si scioglie proprio. Quindi palazzi, vetri, acciaio, tutto quello che incontra, poi si fonde a volo. Figurati noi umani, che fine facciamo se quello solo passando scioglie tutto quello che trova? I palazzi proprio si sciogliono, proprio come il gelato, presente? Sì, sì, meglio l'esorcista secondo me, sì. No, non so tremende, Jasmine, ho visto la simulazione, è così purtroppo, non so tremende, è verità. Ho visto la simulazione dei campi Flegrei e del Vesuvio, quindi ho visto tutte e due. In effetti è spaventoso, altro che Pompei. Sì, ma è roba di poco, capisci Antonio? Non è che ha fatto un'esplosione proprio di quelle là che fa lui, quindi... Sì, in effetti sì, è tipo come se ti lanciassero una bomba addosso, più o meno. Quindi non avremo il tempo di dire che sta succedendo. Specialmente poi io penso, a volte penso una cosa, no? Secondo me chi abita proprio sotto a Vesuvio e succede una cosa di questa, questo secondo me io a volte penso, no, questo non se ne accorge neanche. Cioè questo non ha il tempo di pensare che sta succedendo, che già non c'è. Io a volte dico, sarà così per forza. Cioè, stanno sotto le case, sotto a Vesuvio, e questo fa quella botta che io ho visto nella simulazione. Lì non è che tu hai il tempo di pensare, no, perché non hai il tempo di pensare che quello è esploso. Già è finito, quindi il tempo di pensare questo già stai dall'altra parte più o meno. Sì, sì, io scappo con la mutanda, non mi interessa proprio, come l'altra volta avevo i fatti del fantasma, quando mio fratello mi ha fatto scappare. Sì, però ho capito, Domiti, ma là, ma hai capito a Napoli che ci sta? Stanno milioni di persone, come ti fai a evacuare? Come gli Stati Uniti, no? Io ho letto su un sito di Scienze e Nature, che è un giornale americano, che se per puro caso i campi flegrei eruttano in modo violento, devono evacuare diciamo, tutti gli Stati Uniti, compreso il Canada. Dimmi tu come fai a evacuare 54 stati più il Canada. Dimmi come fai? Come fai? Tu immagini il traffico che si forma, no? Tu immagina 54 stati che fuggono per andare chissà dove, no? Come fai? Puoi avere allora, quello dicevano a Napoli ultimamente che hanno fatto sto convegno e tutto. Nessun piano di evacuazione, e anche il più perfetto al mondo, potrebbe salvare le persone. Sì, Domenica, io la cosa sinceramente, pure ti dico la verità, se io abiterei a Napoli, ragazzi, io me ne andrei, pure se ho comprato la casa, ci ho messo i miei sacrifici, tutto quello che volete voi, io me ne andrei di sicuramente, di paura. Sì, sì, Giuliana, ma guarda, io sinceramente, come sono io di carattere, che ho paura di questi fenomeni perché sono cose che non puoi proprio
E non puoi, che combatti? Contro che? Con la natura? È meglio affrontare 50 persone, ma no, cioè, hai speranza con 50 persone, ma qua no. Qua hai speranza meno 100. Allora, se ci sono avvisi prima, allora guai guai possono scappare. Ma se non ci sono gli avvisi di non eruzione, come fai? Guarda, i terremoti, le eruzioni vulcaniche non sono prevedibili perché il vulcano può sborbottare per giorni e giorni e poi non fa nulla e poi può essere silenzioso e poi boom, 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 arriva la sorpresa. Quindi non puoi dire erutta o non erutta, oppure ci sta il terremoto o non ci sta, come fai? Sì, lo so, però purtroppo non ci possiamo affidare agli animali, capisci? Purtroppo a Napoli ci stanno milioni di persone, dove ti fai andare a questi? Allora, io ti dico una cosa, la mattina se vai a Napoli alle 7:05, ti posso assicurare che non riesci a camminare, puoi fare anche il barbecue sul lato strada, perché fai 1 metro ogni mezz'ora ed è una giornata normale. Vedi se succede tipo una piccola eruzione o una cosa. Tu pensa che a Napoli giornaliерmente ci sono milioni di turisti? Allora, guardate, tutti quanti parlano male di Napoli, ragazzi. Napoli così, però vi posso assicurare, ragazzi, è sempre pieno di turisti. Se andate a Vomero, a Via Toledo, ragazzi, è pieno, ma pieno. Potete andare pure domani mattina, dopodomani, quando volete voi. È pieno. Allora, calcolate tutte le persone che ci abitano, tutti i turisti che arrivano da tutto il mondo. Napoli è proprio grande. Dove li fai andare tutta questa gente? I paesi vesuviani, San Giuseppe Vesuviano, Striano, ma stanno tanti paesi di Napoli. Somma Vesuviana, ma ce ne stanno tanto. Quindi diciamo che Napoli è proprio grossa. Sì, Jasmine, guarda, a Napoli ci deve allora, a Napoli, ma ti dico una cosa, è bella come città, sarà, vabbè, uno dice ma lì la delinquenza, la cosa, sì, però ragazzi, parliamoci chiaro, la delinquenza sta ovunque, quindi non sta solo a Napoli. Napoli solo che, sai che cos'è? L'hanno fatto più apertamente e quindi, diciamo, è così, però se andate lì ragazzi, non è vero che vi rubano, non è vero che vi fanno questo, non è vero, perché io ci sono stato un sacco di volte ragazzi e non è che vai là, ti mettono la pistola e bro, dammi il portafoglio, non è vero nulla ragazzi. Quindi non è vera sta leggenda che tutti quanti dicono. Quindi puoi andare al mercato delle Pulci a comprare qualche cosa, ma ci stanno tante belle cose da mangiare, non se ne... il mangiare lì si ferma l'orologio, ragazzi. Sei andata lì e andate agli chalet a Napoli. Sì, sì, andate agli chalet, mangiate a base di pesce, fate un bel cuopo fritto, spaghetti con le vongole, diciamo davvero la vi scassate senza della parola. Si paga poco, si mangia bene, si mangia roba del posto, quindi roba pescata al momento fresca e quindi costa poco in effetti 4 persone, ti faccio un esempio, siamo stati a mangiare a base di pesce, ragazzi, 4 persone, ma abbiamo mangiato dall'antipasto, polpa all'insalata, tutto, 4 persone, 120 euro. Tu vai al nord, 4 persone, e incominci dall'antipasto e finisci con il dolce e con il caffè. Io ti dico che io a Torino sono andato col mio capo e ti posso garantire che siamo stati a Torino, nella parte vicino al Lingotto. Eravamo 4 di noi. Ha pagato il mio capo, fortunatamente, ha pagato 300 euro. È vero, abbiamo mangiato, però la stessa cosa che io mangio a Napoli, io 4 persone spendo 120 euro, 30 euro a testa. Mentre se vai a Torino, noi abbiamo speso 300 euro.
con le stesse cose, non è che lì che abbiamo mangiato diversamente, con la differenza che a Torino era congelato e qui era fresco, quindi e questo premettiamo pure questo, quindi seppie, polipi, qui li prendono vivi ancora, li portano ai ristoranti. Allora abbiamo preso, ma ti dico io, abbiamo fatto polipo all'insalata, seppie arrostite con antipasto, poi ha fatto le seppie con il pomodoro, le seppioline quelle là piccole, poi ha fatto il polpo con le patate. Sì, sì, in effetti sì, ci stanno, a Torino si mangia pesce tranquillamente, ci sono locali proprio apposta. Il mio capo è uno che tiene proprio, è miliardario e siamo andati in un locale prettamente di roba, di pesce, però non si può spendere ragazzi, è un ristorante bello, perfetto, tutto, però la stessa cosa che io mangio a Napoli, lì la paghi 5 volte tanto. Sì, la stessa cosa. Allora, poi abbiamo fatto il polpo con l'insalata, il polpo affogato, poi abbiamo fatto la pepata di cozze, poi ha fatto un linguino con i frutti di mare misti, quindi telline, cozzo, vongole, taratufi, diciamo tutti i frutti di mare misti, ma piattoni, eh. Non mi ricordo, ti dico la verità, mi ricordo solo che stava sul Corso Torino, stava. Quindi sulla zona buona di quella là di Torino in effetti, quindi era dopo Piazza Castello internamente, quindi diciamo sul corso proprio di Torino, quello là buono, dove ci stanno tutti quei negozi che sono cari, come si dicono, e ci sono quei negozi che vendono tutta roba di qualità, diciamo, in quella zona lì, tipo come il corso di Salerno, quindi via Roma, bravo, perché io poi ho girato tanto, abbiamo mangiato a via Roma comunque e abbiamo pagato ha pagato, anzi non io. Quindi diciamo che poi abbiamo mangiato i linguini con diciamo tutti i frutti di mare, poi ci ha portato l'orata al forno, poi che ci ha portato più? Ci ha portato, ha portato il cuopo, ha messo un bel, come si chiama, una sprolunga centrale, diciamo, di tutti, un cuopo misto, quindi calamari, pesciolini piccolini, sa, tutte queste qua, tutto un fritto misto ha fatto. L'ha messo centrale, le soglie, il pescato, la triglia, un po' di tutto, ragazzi. Poi ci ha portato il dolce, l'ammazzo caffè, le cose. Abbiamo speso 30 euro ciascuno. Quindi 4 persone 120. Ah, poi vino, Coca-Cola, acqua. Quindi calcolate pure questo. Quindi 3-4 bottiglie di vino, Coca-Cola, acqua frizzante, acqua liscia. Quindi ragazzi, ma per 30 euro che volevi? Io la stessa roba. Vino bianco locale, quindi non abbiamo scelto chissà che vino bianco locale, quindi non è che abbiamo scelto, e mi pare che era tipo aglianico se non mi ricordo male, aglianico bianco, quindi un vino normale della zona qui, quindi non chissà che, eh. Però per dirti, a Torino io ho mangiato di meno e ho pagato di più, anzi il mio capo ha pagato di più. Era vero che stavamo a via Roma, ragazzi, però mangiare un po' di pesce a Torino, 4 persone 300 euro, è un po' esagerato. Sì, non mi dite, diciamo che qua l'Aglianico è quello là più economico, come ti devo dire. L'Aglianico Beneventano e l'Aglianico qua è quello là più locale. Quindi è prodotto qui, perciò dico locale. Quindi diciamo che come gradazione era, mi pare, 11 gradi. Perché mio papà se lo compra lo paga mi pare al supermercato quando sta in offerta sui 4 euro, quindi perciò ti ho detto non costa molto, quindi non è un vino chissà che, però di gradazione è 11 gradi. Vabbè, io non ho bevuto perché io sono astemio, quindi io vado a acqua, quindi neanche a Coca-Cola, acqua frizzante. Però voglio dire, tutta questa roba, ragazzi, abbiamo pagato una barca proprio di soldi. Quindi, a finale,
ci sta la differenza, quindi. Però a differenza è un'altra cosa pure, ragazzi, a parte il prezzo poi. I polipi sono vivi, le seppie sono vive, la frittura è viva. Io sono stato sul porto, no sul porto, sulla spiaggia sulla lungomare e Francesco mi dispiace che non sta in linea, se no ve lo poteva confermare lui perché lui è di Napoli. Lì prendono la roba e portano ai ristoranti. Quindi io sono stato lì sulla spiaggia prima di aprire lo stand e ti posso garantire polipi, seppi. Io ho mandato le foto allora, sai chi può confermartelo? L'avvocatella. Io gli ho mandato le foto della pescatrice, ho mandato la foto, diciamo, dei polipi. Avvocatella ti può dire le foto che io ho mandate a lei che il mio amico aveva pescato. Quindi non sto dicendo bugie, sta gente qui che lo fa per mestiere e poi ci sta gente che arriva sul posto e come ti devo dire, te le vende. Io ad esempio quando vado a Porto e io i polipi, se ha preso molti polipi me li fa 10 euro al chilo, se poi i polipi sono giusti giusti te li fa 15 al chilo, però te lo prende, sì sì, la rana pescatrice sì, te lo prende direttamente vivo, cioè te lo mette nella busta che tu vai a casa, lo devi pure ammazzare quel coso che si muove, scappa di qua, scappa di là. Le seppie è la stessa cosa. Ma ultimamente ho mandato una foto ad Avvocatella, può dirtelo, una pescatrice ma enorme, secondo me quando era Avvocatella era enorme, comunque secondo me era qualche metro, un buon metro e aveva secondo me almeno 80 centimetri la testa di diametro, era proprio grossa. No, no, il fatto del polipo no, in effetti è così. Poi aveva preso una spigola, secondo me, di un paio di chili, una bella spigola. E poi aveva preso un pesce porco, ma così, questo è un pesce che ha la pelle come avete presente i fiammiferi quando accendete il lato, quello là, quello che graffia, così c'ha la pelle questo qua. Questo sì, noi lo chiamiamo pesce porco. C'ha la pelle tutta che ci puoi affilare il coltello sopra. Poi là, è arrivato nato Francesco, è arrivato. E quindi ha fatto una bella pesca questo. Quindi diciamo che a Napoli è così e quindi tutti vanno lì e vanno. No, l'ha preso un mio amico, io frase, io ho fatto solo le foto, mi ha mandato le foto. Questo mio amico è uscito, ha detto vuoi qualche cosa e mi ha mandato le foto. Ho detto no, non voglio niente. E ho visto che aveva una pescatrice gigantesca. Aveva una bella spigola di 2 kg, aveva due polipi in mano ma grandi. Te lo può dire Avvocatella perché l'ho mandato a Avvocatella le foto. Io aveva che il pesce porco, ma secondo me era 3 kg, bello grande comunque. E un sacco di pesci, diciamo, tipo frittura, diciamo, quelli là. Io quando vado da lui, in effetti, e compro, che ne so, 2 kg di polipo, 30 euro. Oppure faccio un chilo di polipo, un chilo di seppie e mi viene a fare 30 euro. Poi prende un chilo di frittura mista e me la regala, quindi diciamo che sa campare questo qua, quindi è un mio amico. Quindi vado e poi alla fine sempre mi regala un chilo di, noi la chiamiamo qui mazzame, in effetti tutti misti di pesce, quindi la treglia, il gamberetto, capito? Il fritto misto, diciamo che lo chiamo. Quindi al finale vado sempre bene. Poi la seppia te la puoi fare col pomodoro oppure col nero di seppia. Il polipo lo puoi fare in tante maniere, quindi è proprio un'altra cosa. Sì, sì, pure noi siamo quella sacchetta del nero, fare gli spaghetti col nero di seppia, che pure è buono, eh. Poi sta a chi non piace, e vabbè, ma questo è un altro discorso. Poi qua ci stanno le corde che stanno i calamari, i totani, poi ci stanno i gamberi, in effetti. Qualche volta è capitato qualche astice, però le fanno pagare, ragazzi, eh. Diciamo che l'astice è più o meno l'aragosta. Se la pescano qua a Salerno, ragazzi, ci vogliono i soldi. Però io la verità preferisco più la frittura, la verità.
quindi il merluzzetto, la triglia, capi? Il calamaro. Preferisco più un po' di frittura mista, un po' di limone sopra e al greco, come dico in napoletano. Quindi uno spaghetto allora guarda, quando io vado a mangiare a base di pesce, allora una cosa che mi piace è il polpo all'insalata. Poi subito l'avocatella parte subito con dolce avocatella. Poi la pepata di cozze perché le adoro le cozze mangiarle. Poi uno bello spaghetto con i frutti di mare e poi un bel cuopo diciamo fritto, quindi misto. Pure il dolce, volete mangiare dopo tutto questo, pure il dolce, siete i fieri proprio. Non mi ferma nessuno a voi. No, io sinceramente ragazzi vi dico la verità, dopo aver mangiato a base di pesce, il dolce non lo mangio, no, no, non ci riesco perché sai perché? Ho la bocca bella fatta di pescato, quindi non mi va di mettermi una cosa dolce in bocca e rovinarmi quella, diciamo, quel sapore bello fresco di mare, quindi non preferisco più un limoncello, una cosa così eretica. No, e dai, è così, avvocatella, no, tieni una bocca bella di frittura, ti vai o tiramisù. Dai, i ricci male, col cucciaino, e come no? Avvocatella è sempre esagerato, tutta, sì, era per vestire di grano, sì, è Pasqua che mi ha fatto domandare. Il dolce è tutto, lo puoi mangiare dopo, semmai, più tardi. Caprese al cioccolato, no, ma si mantiene leggera, avvocatella, infatti che... No, no, mangia leggera, avvocatella. Se l'ho mangiato credo venerdì, allora già un sorbetto al limone già ci può stare, perché però te lo devi mangiare nella metà del pranzo, quindi per spezzare, non a finale. Quindi diciamo come quando vai a un matrimonio, che il sorbetto lo danno dopo i primi, quindi poi ti danno il sorbetto e poi arriva il secondo, allora ci può anche stare. Vabbè, Avvocatello si fa un sorbetto e poi si fa un dolce all'ultimo, quindi Avvocatello si fa prima un sorbetto e poi un dolce dopo. Quindi è pericoloso, è meglio no. Quindi ragazzi, se per puro caso vi sposate o fate una comunione, non invitate Avvocatello, voglio, perché vi rovina. Non vedete che vi fa la busta buona, perché quella poi ve la fa pagare la busta. Che vi ha messo 300 euro dentro, quelli se ne mangia 800. Vi ha messo 200, se ne mangia 600, quindi andrete sempre a perdere, quindi evitate. Quindi come dico io qua a sud, no, qua a sud quando andiamo a un matrimonio, tu metti 200 euro nella busta, IMA, la parola d'ordine, no, la parola d'ordine ma già scassato, non esiste, e ci cacciato 200 euro, ma ci sa coppa a tavola, che non mangia ipotizzare. Quindi dopo aver cacciato una busta di 300 euro, ragazzi, tu ti devi alzare da tavola proprio scassato. Oh no, Jasmine, dopo 300 euro in busta che fai? Vai là, mangi giusto giusto. No, io mi devo portare pure i contenitori da casa. Devi chiamare a cameriere e dice giovanotto, mettete qua che porta a casa. Che di cose proprio esagerate. Eh sì, dobbiamo recuperare, ragazzi, 300 euro. No, uno deve recuperare. Che fa? Vai a un matrimonio? Oh no, Jasmine, ma pure qua, guarda, io sono andato a matrimonio, no? Ti posso assicurare che la gente davvero chiama il cameriere e dice giovanotto, io questo qui non me lo mangio, me lo potete mettere in, diciamo, in contenitore di alluminio. E queste sono scene viste, già viste e rivissute qua. Quindi qua è normalissimo proprio. Io, meno male che non si riportano da casa i contenitori. A questa cosa qui ancora non l'ho vista, ma secondo me ci arriveremo. No, ma poi la scusa di tutti quanti che dicono, dice, ma chi le poi è peccato. Tutti quanti la stessa parola, eh. Ma chi le poi, quello lo buttano, quello è peccato, quello...
quello l'ha pagato lo sposo, perché lo dobbiamo buttare? Questa è la parola classica proprio. Quindi se ne escono tutti quanti con questa parola magica. Ma chi le poi è peccato? Che fa? Chi le rob è pagato tanta soldi e che fa tam? No, ma questo è così. Allora tu ti immagini tutti che vanno a pigliare la bomboniera e poi tutto col cartaceo in mano. Tutto col cartaceo in mano. Tutti ciao, arrivederci, è stato un bel matrimonio, con le borse in mano, col mangiare e se ne vanno. Già immagino la scena qua. Quindi mi viene da ridere, ragazzi, è più forte di me. Eh sì, avvocate, tu ti immagini che vanno a salutare la sposa e lo sposo e c'hanno due buste in mano piene di contenitori di cibo che si sono portati da lì. Sì, sì, la scusa poi la danno sempre a cane, quello è per il cane, non è per me. Questa è la scusa proprio più ridicola proprio. Tutti quanti, non mi dite niente, poi tengo due cani a casa, quello è peccato. Quello qua cane, che dovranno, domani la riscatano e se la mangiano loro, qua cane. No, no, guardate, tutti quanti a dire, no, ma quello è per il cane, io ho tre cani a casa, fanno la tragedia al ristorante, chi ha tre cani, chi ha quattro cani, hanno proprio gli allevamenti a casa. E tutti quanti poi dicono, no, quello è per il cane. E si portano tutte le borse piene di mangiare, che poi mangiano per 3-4 giorni loro. Quindi dice, vabbè, abbiamo recuperato i soldi. Quindi è questa la scusa. E a me dice, abbiamo mangiato per 4 giorni gratis, quindi facendo i calcoli abbiamo recuperato i 300 euro della busta. Allora, non mi dirla, io sono andato, mio fratello Enzo ha fatto la comunione al figlio, a mio nipote. Lui è andato in un ristorante a base di carne che si pagava una barca di soldi. Ogni persona, ho detto Enzo, quanto hai pagato? 60 euro a persona. Aveva fatto eh, la carne argentina, la tagliata, una fetta di carne per tutti, quindi ognuno aveva la sua e aveva fatto di più del solito. Tutti quanti a dire, io questa qua me la porto a casa, io questa qua me la porto a casa. Quindi tutti quanti si sono portati proprio un macello di roba, confetti, sa, perché uno poi ha preparato, lui ha preparato un tavolo tutto confetti della Juve perché lui, il bambino è juventino, allora gli hanno fatto tutte queste cose juventini. Allora, sai, i confetti bianchi e neri, la liquirizia bianca e nera, e poi... E la gente, ti dico, si sono portati patate, carne arrostita, ma era buonissima, ragazzi. Si tagliava senza il coltello, senza esagerazione. Ha pagato 60 euro a testa. Quindi diciamo che la carne, questo è un ristorante proprio ottimo, però è troppo caro, però si mangia davvero bene. Però tutti quanti, qua si mangia a base di carne, però Jasmine non a base di pesce. Quindi ha portato la fetta di carne, avete presente quella pietra lavica No, non eravamo tanti, più o meno una trentina di persone. Quella pietra lavica che la carne cuoce ancora quando ve la portano a tavola, così. Ognuno aveva sta fetta di carne, diciamo, sopra sto coso. E questa carne, ragazzi, argentina era, ma ti giuro, ma era cotta a metà e metà, non tanto cotta. Si apriva, potevi farla con le dita, ma con le dita no, perché quella cuoceva. Bastava solo allargarla con la forchetta e il coltello, si apriva. Quindi insalata con scaglie di parmigiano, ma davvero si è mangiato bene. Ma sono avanzate, sì, sì, sono avanzate un sacco di fette di carne e tutti quanti hanno fatto la guerra, me le porto io a casa perché domani non voglio cucinare. No, no, io c'ho il cane, io c'ho questo, io c'ho quello, al fine sono scomparse tutte le fette di carne. Quindi è sempre così, matrimonio, comunione, e finisce sempre così. No, no, ma poi fatta lì, l'hanno fatto sui carboni. Poi l'hanno messa su questa piastra che era incandescente e te l'hanno portata. Sì, la scusa del cane. Io poi c'ho il cane a casa, se vi avanza qualche cosa me lo mettete nel contenitore. Vabbè, questa è la scusa più palese proprio.
Quindi ragazzi, se invitate a me, a Francesco o a Vocatella, pensateci bene. Perché è vero che vi possiamo mettere 300 euro nella busta, però è pure vero che ce ne mangiamo 700, quindi non vi conviene tanto. No, no, la verità no, ho assaggiato un sacco di formaggi, ma questo qua non l'ho sentito, la verità. Può darsi pure che l'ho mangiato, ma non so che era lei, eh. Sì, sì, certe volte mia mamma mi dice, è meglio farti un vestito, così so quanto spendo. Invece se ti porta a mangiare, non lo so, dice, è un'incognita se ti porta a mangiare, fa mamma. Invece il vestito che costa 100 euro, compralo. E tiene ragione. Poi se andiamo io e Enzo insieme, si rovina. Enzo una volta, guarda, ha fatto una cosa spaventosa. Si è mangiato 18 cannelloni, ragazzi, 18 cannelloni. Ma non i piccoli, ragazzi, quindi i cannelloni grandi, pieni di ricotta e carne macinata. Se ne ha mangiato 18. Si era mangiato già l'antipasto, poi si è mangiato la carne nel pomodoro e poi addirittura, ragazzi, ha terminato con il dolce. Quindi davvero una cosa pazzesca, se lo vedete di mangiare vi impressiona. Si mette piano piano e se ne va. No, pazzesco. No, non lo so il fatto di queste mucche rosse, no, no. Ho mangiato quasi tutti i formaggi, io ti posso garantire, quindi ti dico il pecorino romano, il pecorino toscano, il pecorino siciliano con pepe e quello normale, ho mangiato il casu marzu, quello là siciliano con i vermi, ho mangiato davvero di tutto, ma questo qua non lo so, può darsi pure che l'ho assaggiato e non lo so che cos'è. Ma ho assaggiato di tutto, Valgrana, Puzzone di Moena, ma tutto ragazzi, perché li vendo, quindi è normale pure, quindi formaggi sardi, formaggi... Ma ti giuro proprio una cosa eccezionale, tutti i formaggi ragazzi, caciocavallo silano, ma tutti li ho assaggiati ragazzi. Però non lo so, questo qua non me lo ricordo. Ho mangiato il formaggio parmigiano al vino Barolo, che è una cosa ottima, quindi ho mangiato Val di Fassa, Val di Fiem, quello di Malga, ho mangiato davvero di tutto, quindi il formaggio di Val di Malga perché è una montagna che dove vanno a pascolare, a mangiare, quindi Val di Fassa, Val di Fiem, sono tutte valle diciamo d'Aosta, quindi ho assaggiato quasi tutti i formaggi. Sì, sì, ci sono stato, Frase, sì, sì. Il Val Sassina sono andato a caricare lì. Lì ho caricato i formaggi e sono ripartito per una fiera in Germania. Sì, il fiore sardo pure l'ho mangiato, sia semi stagionato, stagionato. Il casu marzu, quello là con i vermetti bianchi, non so se l'avete mangiato, ragazzi, adesso è vietato. L'ho assaggiato così, ma proprio tipo una competizione, perché la verità mi facevano un po' senso i vermi dentro, quindi è un formaggio diciamo un po' particolare, il casu marzu. Quindi è un formaggio che ha tutti questi, sono vermi da latte, quindi sono tipo come le larve di mosca, però sono bianchi bianchi come il latte. Quindi è un formaggio che costa una barca di soldi perché è vietato dalla legge, quindi lo trovi solo di contrabbando e lo paghi davvero. Io l'ultima volta che l'ho portato a papà stavo a Roma, stava questo amico sardo che stava venendo a Roma con la nave, mi ha fatto il piacere di vendermelo a 40 euro al chilo, ragazzi. Quindi 40 euro al chilo, ma me l'ha fatto a prezzo di costo. Sapete quando lo vendeva in fiera sotto banco perché è vietato? 90 euro al chilo, 9 euro letto. Però vi posso assicurare ragazzi che tutto quello che ha portato dalla Sardegna l'ha tutto venduto a 90 euro al chilo, ha venduto tutto il caso marzo, che è un formaggio che non si trova ragazzi, pure a Salerno qua, se scendo adesso non lo trovo, è una cosa che non è che
Possiamo andare pure a Napoli, ad esempio, non lo troviamo, ragazzi, è una cosa che è difficile a trovarsi. È come i datteri, avete presente i datteri? Qui a Salerno i datteri ci sono, stanno di contrabbando, ma costano una barca di soldi. I datteri sono tipo come i cannolicchi, in effetti, però quelli per farli, in effetti, devono distruggere gli scogli e quindi perciò sono vietati, perché si devono distruggere gli scogli, stanno dentro gli scogli e quindi sono vietati, quindi se ti prendono ti arrestano proprio. Li vendono a oltre 200 euro al chilo, quindi una mangiata di quei cosi. Sì, ma guadagnano, però rischiano pure comunque, perché i datteri comunque sono, diciamo, devi distruggere, capisci? La fauna, diciamo, del mare. Datteri, sì. I datteri sono come, ti devo spiegare, come i cannolicchi. Non so se italiano è così, ma voglio vedere perché io li chiamo datteri qua a Salerno, non lo so se in italiano oppure sto sbagliando io. Datteri mare. Sì, dattero di mare, sì. È un mollusco bivalve della famiglia, sì, sì, dattero di mare. È come il cannolicchio, sì. Vivono nelle rocce, ragazzi, quindi le rocce marine devono essere distrutte per fare questi datteri, quindi sono vietati, quindi sono, perché costano tanto, perché la legge a riguardo della pesca del mare, sì, quindi costano una barca di soldi, quindi qui a Salerno quasi a 200 euro a chilo sono stati pagati. Ecco qua, Bari ad esempio sta un articolo, però è vecchissimo, 2015, i datteri di mare vietati sì, ma basta conoscere. Per comprarli a 50 euro al chilo, qua si parla di Bari, però stiamo parlando pure ragazzi che hanno 2010, quindi 9 anni fa, quindi con i soldi ci troviamo, 50 euro 9 anni fa, quindi 200 euro oggi ci troviamo a finale, quindi è vietato, quindi è come il caso Marzo, è un frutto di mare proibito pescare. Sì, sì, rovinano l'ambiente marino, perciò è vietato solo per questo. È come la rete, come si dice, come la rete a strascico che quando tira tutto a terra si porta tutte le uova dei pesci e tutto, quindi perciò le reti a strascico sono state vietate. Vabbè ragazzi, dai, vi saluto a tutti, abbiamo fatto una bella chiacchierata, stavolta abbiamo fatto il record, 1 ora e 7 minuti. Quindi ragazzi, ma mi raccomando, non è che io chiudo e voi andate a mangiare, quindi rilassatevi, non pensate a nulla, perché mo già so che io chiudo e tutti quanti vanno in cucina e chi dice che mi mangi, mo tutti quanti ci è venuta la voglia, quindi mo stanno tutti incinta, mo tutti quanti con le voglie. Quindi mo stanno tutte incinte, quindi mo tutti quanti hanno la voglia di no, mi mangerei, quindi statevi calmi, fatevi una camomilla e andate a dormire, non pensate a mangiare. Avvocate, mi raccomando, eh. Mo non gli andate a cucina, direttamente in stanza da letto. Quindi se chiudi la porta è chiara. Ah, allora già si è confessato avvocatella, dei ragazzi, già avvocatella, direzione cucina. Buonanotte a tutti. Ah, già stai tutti il coperto. Vabbè, allora ti alzi, dai. Vabbè, ragazzi, abbiamo scherzato, abbiamo fatto 2 risate. Ci sentiamo domani. Un saluto a tutti e non gli a mangiare, voglio, eh. Io sto ancora in piedi, quindi mi sa che passa un attimo da così. Un po' di pane, pure la ferra. Notte, ragazzi. Ciao Domitilla, ciao Avvocatello, Fra, ciao a tutti, ragazzi.